Buonasera a tutti e grazie per l'opportunità. Questa sera si è parlato molto della qualità dei soci, però credo che dobbiamo fare un passo indietro e valutare il contesto. Il mondo è cambiato, il mondo dell'istruzione è cambiato, il mondo del lavoro è cambiato, le famiglie e i valori che infondono sono cambiati, anche i posti che contano non sono occupati spesso per merito, sempre più spesso non lo sono. I nostri soci non vengono da Marte, i nostri soci non sono alieni, vengono da questo mondo e noi dobbiamo fare i conti con questa tipologia di mondo, di educazione, di valori che ci sono anche in giro. E questo che cosa significa? Una volta potevamo contare sul buon senso, purtroppo anche quello è cambiato. Oggi dobbiamo stare attenti e non lasciare nulla al caso. Per noi è importante la formazione, molto importante. Io da Presidente di zona proporrò ai Presidenti e Segretari di club nella prossima riunione gli incontri di formazione. Però mi chiedo quanti nuovi soci mi ritroverò agli incontri di formazione. Non mi verranno i Presidenti e i Segretari perché hanno preso l'accordo con me e per rispetto magari vengono. Quindi io direi che forse sarebbe il caso di istituire delle giornate di formazione per i nuovi soci e anche delle giornate di formazione per coloro che vogliono cimentarsi a prendere delle cariche, perché non ci si può improvvisare nella leadership, soprattutto i Club Lions non possono avere leader improvvisati. Faccio un'ultima riflessione, in virtù di tutti i mutamenti che ho descritto, sono mutate anche le certezze e anche il benessere tra le persone è cambiato e diciamo, è distribuito diversamente, c'è un gap molto più profondo. Io credo che anche fare delle piccole azioni sia importante oggi come oggi e da addetta ai lavori vi dico anche che mi ha fatto molto male sentire una mamma dire ho dovuto risparmiare una settimana per comprare 2 agende ai miei figli, 2 ragazzini delle scuole medie. Quindi se abbiamo queste situazioni, quale migliore occasione per contattare le parrocchie, le istituzioni? Perché vedete, a volte per le istituzioni è molto più difficile fare un gesto del genere perché devono fare una variazione di bilancio. Noi con l'associazione magari arriviamo immediatamente e questo delle volte crea dei rapporti di sussidiarietà che sono fortissimi perché sono creati sul campo, sono creati nella concretezza. Io vi dico, concludo, dicendo che a volte partendo dalle piccole azioni si costruiscono cose grandi insieme e vi dico che i nostri territori custodiscono tanti diamanti grezzi che aspettano solo di essere trovati e tagliati per diventare degli splendidi gioielli. Grazie.